Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Questa notte è stata una nottataccia, perlomeno per l'Abruzzo. In effetti, ieri alle ore 2:02, con epicentro a Montepatino, c'è a solo 7,9 km di profondità, quindi immaginate che la scossa è stata molto sentita in effetti, perché magnitudo 4 ragazzi, con soli quasi 8 km di profondità, chiunque credo l'abbia sentita. In effetti tante, diciamo, le chiamate ai vigili, sui social pure, diciamo, si sono contattati in tutte le maniere, su Instagram. Il problema non è anche questo, in effetti, se proprio vogliamo parlare, perché dalla giornata di ieri, ragazzi, sta succedendo un po' di tutto. In effetti le scosse sono 8. Quindi in effetti per ordine, ragazzi, se proprio vogliamo andare in ordine, possiamo partire da quella delle ecco qui, 20:07, 2.8, 20:22, 2.5. Poi ci sta 23:39, magnitudo 2. Poi arriva quella di 4.1 alle 2:02. Poi sempre a Norcia, quindi a, diciamo, provincia di Perugia, ragazzi, quindi in Abruzzo, alle 2:04, dopo quella di 4.1 arriva quella da 3.2. Poi alle 2:06 una di magnitudo 2, poi alle 2:17 una di magnitudo 3, poi stamattina, quindi parliamo di poco fa, alle 7:12 magnitudo 2,7 e alle 7:58 magnitudo 2,8. In effetti ieri a Norcia ci sono state ben 8 scosse di terremoto superiori alla magnitudo 2, tutte a profondità diciamo 7-8 km, quindi sono state nettamente sentite dalla popolazione. Diciamo che a partire dalle 8 di ieri sera fino a alle 8 di stamattina, ragazzi, la terra perlomeno a Norcia sta ballando, per trarre una conclusione semplice. Quindi la gente sta piena di paura, giustamente, anche perché ricordiamo che lì è una zona altamente sismica. Quella di 4.1 è stata sentita distintamente da tutti e per tutto, diciamo, dove stava l'epicentro. Quindi alle 2 stanotte in effetti 8 km di profondità, sì, Norcia è stata sentita nel raggio di 30 km. Sì, ragazzi, sì. C'ho davanti quel mio, diciamo, dei terremoti, sì, sì. 8 scosse in totale, tutte di magnitudo inferiore. Allora, voglio dire, 8 scosse di terremoto con profondità inferiore agli 8 km, quindi tutte le scosse sono state sentite dalla popolazione, a parte quella di 4.1 che è stata quella più forte, poi ce ne stanno due di 3 e poi le altre di 2,8, 2,7, 2,2. Comunque tutte e 8 sono state sentite perché la profondità era poco. Quindi speriamo che non continua, perché l'ultima, l'ho detta, è di stamattina alle ore 7:58, quindi ragazzi un'oretta fa più o meno. Quindi speriamo che finisca qui e non continui questo ballare dell'Umbria. In effetti poi ci sono state due scosse, però a potenza
di Acicala, quindi una Cosenza e una Potenza. Quindi a Cosenza c'è stata di 2,5 e a Potenza di 2,2 già stamattina a quest'ora qui, quindi una alle 7:12, no, una alle 6:03 a Cicala che è Cosenza e una alle 4:41 che è a Potenza, quindi di magnitudo 2,2. Diciamo che è stata proprio una bella nottata. Vabbè ragazzi, per ulteriori aggiornamenti, se ci saranno, io in giornata faccio un aggiornamento. Ciao a tutti e buon risveglio a tutti ragazzi.